Questa quantità d'acqua non era prevista, noi naturalmente siamo in continuo contatto con i centri di protezione civile regionali. Tutti gli ultimi avvisi ricevuti ci davano previsioni di rovesci, ma non in tale misura. Abbiamo dei problemi abbastanza seri sulla viabilità e siamo tutti operativi proprio per evitare incidenti e disagi seri per quanto riguarda appunto la viabilità. L'acqua non defluisce perché a valle non riceve il sile, per cui non siamo in grado in questo momento di intervenire per liberare le zone invase dall'acqua con le pompe. Qualche piano terra è andato certamente sott'acqua, abbiamo già ricevuto una serie di segnalazioni. Anche in questo caso non riusciamo ad intervenire in questo momento sino a quando l'acqua sta ancora salendo, perché non siamo in grado poi di fare un giusto deflusso all'acqua. Non appena il livello dell'acqua comincerà a calare, entreremo in lavoro con le autopompe nostre, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per andare incontro ai problemi delle varie famiglie purtroppo coinvolte.